Il peso massimo viene ufficializzato a metà giornata, sarà Flavio Tosi, il capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale della Camera di Verona, un'operazione tutto sommato annunciata dopo che il 15 giugno scorso, all'indomani dell'esito del ballottaggio alle comunali, l'ex sindaco aveva aderito al partito berlusconiano con tanto di conferenza stampa a Roma. Qualcuno nel caso di elezione lo vede già papabile ministro. Oltre a Tosi come capilista, Forza Italia punta sul padovano Piergiorgio Cortelazzo, Marco Zocca, assessore a Vicenza, Lombardo Gregorio Fontana. Per il Senato si converge su Roberta Toffanin e Pierantonio Zanettin. Nelle liste diversi amministratori come Rossella Olivo di Romano De Zelino o Deborah Baraschina, assessora a Montebelluna, ed Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto. Ha la possibilità di avere un seggio, ma non era questa la mia volontà, insomma, come ripeto, ero messo a disposizione del partito e non ho fatto alcun sollecito, nessuna chiamata per avere qualcosa. A insidiare Forza Italia, soprattutto in terra veneta, sarà la lista Noi Moderati con i volti nuovi schierati dalla formazione di Luigi Brugnaro, Coraggio Italia. A Padova, colpo di teatro con il capolista Francesco Peghin. Ho accettato con entusiasmo perché trovo questa proposta di Luigi molto in linea con i miei valori civici. Capolista per Coraggio Italia a Vicenza, Pierpaolo Longo, direttamente dal mondo delle piscine. La vicinanza al territorio e i candidati proprio questo devono rappresentare. Noi abbiamo messo nell'unico nostro nominale un candidato veneziano, Martina Semenzato, ma proprio perché la persona, il cittadino e il politico devono vivere delle stesse esigenze. Roma è troppo distante dal Veneto. Dall'impresa arriva anche Andrea Penzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite, ma ci sono anche i nomi del parlamentare uscente Raffaele Baratto e di Gloria Sernagiotto. In casa Lega e Fratelli d'Italia la definizione delle liste è stata travagliata. I due partiti si sono presi quasi tutto il tempo a disposizione per limare il limabile. Nel Partito Democratico confermati i nomi della scorsa settimana con la corsa in Veneto di Enrico Letta e Piero Fassino, Big che risulta secondo al plurinominale per la Camera, nel collegio di Venezia Treviso Belluno dopo l'esordiente Rachele Scarpa. Alessandro Zan è primo in lista per Padova Rovigo. Per il Senato spiccano Andrea Martella, segretario regionale Dem, e l'ex ministro Beatrice Lorenzin. Quanto a più Europa, confermata la corsa in Veneto per i collegi plurinominali di Emma Bonino, che guarda il ritorno in Senato. In Veneto correrà per Palazzo Madama anche Carlo Calenda con l'uscente Sara Moretto. Per la Camera Davide Bendinelli e Daniela Sbrollini.